Dove oggi c'è ricchezza, un tempo c'era povertà. Nei nostri territori le classi meno abbienti sono state costrette a valorizzare i pochi prodotti disponibili. Ci sono dei sapori che stanno magicamente e inaspettatamente bene insieme. È il caso del radicchio e del fagiolo, che non per nulla sono i protagonisti di questo piatto della tradizione veneta. Il radicchio era presente in ogni casa che avesse un orto, mentre i fagioli erano le proteine di tutti coloro che non potevano permettersi della carne. Il gusto amaro del radicchio di campo si accompagna al gusto delicato del fagiolo, dando origine a uno dei piatti simbolo della cucina tradizionale della nostra terra. I radici e fagioli che noi abbiamo rispolverato ha memorie molto antiche. Pensa che i frati di Follina, per costruire e ristrutturare l'abbazia, hanno notato che gli operai che mangiavano i radici e fagioli non si ammalavano e lavoravano molto di più. Questo piatto, come sappiamo, è arrivato dall'America con Cristoforo Colombo, è sbarcato in Spagna, dalla Spagna in Sicilia, dalla Sicilia a Roma, e il Papa l'ha dato al suo segretario, che era di Lamont: tieni in tesoro di questi fagioli, di questa cosa che non sapevano ancora cos'era. Inizialmente era come abbellire la casa, perché filava molto, non si mangiava, si aveva paura. Poi è stato iniziato a mangiarlo, poi col baccello e tutto, si sono accorti che qualche baccello era rimasto, si sono seccati, li hanno messi a mollo e hanno iniziato a mangiare questi radici e fagioli. Era un piatto che fino agli anni 60, tutte le sere di tutti i giorni, veniva mangiato come cena. Tutti quanti, dai bambini ai grandi, d'inverno con il lardo, d'estate veniva condito o con dell'olio chi aveva l'olio, ma siccome che olio non ce n'era, facevano disfare il grasso del maiale o di altri animali che loro mettevano via d'inverno per poi fare uso d'estate di questo importante condimento.